Buongiorno, benvenuti alla telefonata. Centinaia di migliaia di persone in piazza a Parigi contro la nuova legge che entrerà in vigore in settimana, che consente le unioni fra persone dello stesso sesso, ma anche in Italia si discute di tutto ciò, se ne discute soprattutto dentro il Popolo della Libertà, dove alcuni esponenti hanno detto sì, in fondo bisogna trovare una qualche soluzione che consenta almeno il riconoscimento dei diritti civili dei gay. Di questo parliamo con Giancarlo Galan, che è il Presidente della Commissione Cultura, ex Ministro, ma insomma è stato anche uno che ha aperto su questo tema. Buongiorno Galan. Buongiorno direttore. Lei ha detto praticamente sì, rompendo un po' il fronte, perché il PDL era sempre stato contrario a discutere di questo argomento, cioè di riconoscere i diritti civili delle persone omosessuali. Sì, non è una novità per me, lo dico già da 3 anni con alterna fortuna. Questa volta mi sembra la volta buona per poterne parlare, insomma. Ha detto il suo partito, però non mi sembrano molto convinti. C'è lei, Sandro Bondi, inaspettatamente, forse perché qualcuno non avrebbe immaginato. No, io l'avrei immaginato di Sandro Bondi, lo sapevo, lo so anche di molti altri che magari non vogliono esporsi, che preferiscono stare nelle retrovie, ma Laura Lavetto, Mara Carfagna, ma tanti altri, ecco, questi lo hanno detto, non hanno avuto paura di metterci la faccia. Altri aspettano, secondo me aspettano, ma io ho fiducia. Ma lei cita Mara Carfagna, in fondo siete stati al governo per un certo numero di anni, Mara Carfagna è stata anche ministro delle pari opportunità, però insomma lì non sono stati fatte proposte di legge per modificare le norme in questo senso. Vero, probabilmente ogni cosa ha un suo tempo. Il tempo dei diritti dei gay in Italia arriva con alcuni anni, molti anni di ritardo e ci dispiace. Io sono pronto a recuperarli. Io depositerò un disegno di legge, vedremo, lo depositerò solo a firma mia in questa settimana e io mi aspetto che altri lo sottoscrivano e dopodiché vedremo. Non avete paura che il mondo cattolico vi volti le spalle? Io credo che l'Italia sia l'unico paese al mondo in cui si parla del problema cattolico e del voto cattolico. Ci volti le spalle. I cattolici votano e pensano come qualsiasi altro cittadino italiano. Io posso capire che le gerarchie ecclesiastiche non siano certo felici, ma il compito delle gerarchie ecclesiastiche è diverso da quello dei politici. Dopodiché ognuno giudicherà. Galan, stiamo vedendo le immagini degli scontri di Parigi, insomma, è una questione che divide, come si è visto ha diviso anche in Spagna, forse Zapatero, i socialisti hanno perso le elezioni su questo argomento. Non avete paura di perdere anche voi? Forse in Spagna, forse in Francia, anzi certamente in Spagna, certamente in Francia qualcuno ha qualche diritto in più e questo è quello che mi importa maggiormente. Dopodiché le cose passano col tempo, ai tempi del divorzio no, non c'era lo stesso scontro, ai tempi dell'aborto non c'era lo stesso scontro. Ecco, io non riesco a comprendere perché gli amici cattolici vogliano negare una libertà ad altri, non ne capisco il motivo. Qualcuno teme che davvero poi ci siano i matrimoni gay oppure addirittura le adozioni da parte di coppie gay, di bambini, insomma. E dove sarebbe la tragedia? È preferibile avere bambini che vivono in un orfanatrofio, ce ne sono. Quindi lei sarebbe favorevole anche a quelli, anche alle adozioni? Non c'è nel mio disegno di legge, ma io personalmente sono favorevole nell'interesse del bambino. Dei 185.000 bambini che aspettano un'adozione in Russia, per non parlare di quelli di tutto il mondo, io penso a loro. E in Italia oltretutto, lei lo sa, è una cosa, l'adozione è permessa anche ai single, basta che il bambino abbia gravissimi problemi o sia portatore di un handicap. Ma dove viviamo? Ma com'è possibile? Galan, ma siamo alle larghe intese sui diritti civili, come ha detto Vendola, che ha proposto appunto delle larghe intese su questo argomento? Non ci sono larghe né strette intese sui diritti civili c'è una libertà di coscienza, c'è la libertà dell'individuo e quindi anche del parlamentare. L'ho sempre pensata così dai tempi del divorzio, della legge sul divorzio a oggi.
Qualcuno sostiene che questo tema è imposto da alcuni ambienti radical chic e non a caso anche a Cannes hanno premiato un film sull'amore tra due ragazze. Che risponde? Io non sono né radical né chic, questo tema si impone in tutta la storia dell'umanità, ci sono stati periodi e regimi e concezioni, ideologie che l'hanno assolutamente permessa e lo permettono anche adesso, ce ne sono altre che la condannano come il peggiore dei misfatti. Io penso a tutti quelli che ci hanno rimesso la vita per questi che io chiamo pregiudizi, ma che rispetto in qualcuno, in molti che hanno una concezione diversa, però non è per davvero il caso di farne una guerra di religione. Lei è stato anche ministro, cosa succederà al governo? C'è la sensazione insomma, che non ci siano le risorse e soprattutto che una parte della sinistra non voglia poi impegnarsi più di tanto, insomma, voglia arrivare magari alla fine dell'anno e poi votare con le amministrative? Per quanto riguarda se verrà prepotentemente il tema al dibattito, il tema dei diritti civili delle unioni gay, al governo non succederà proprio assolutamente nulla. Al governo succederà qualcosa di bello o di brutto a seconda di come governerà le questioni per le quali è stata costituita questa intesa eccezionale. Ecco, ma non mi si dica che non è il tempo per discutere anche dei diritti di libertà, della felicità degli uomini, è sempre il tempo di discutere. Galan, ma sui temi economici appunto ci sono queste benedette risorse, adesso la procedura di infrazione europea sembra chiusa, quindi sembra che si liberino 12 miliardi, serviranno? Verranno usati? Io sono convinto che le risorse, se si vuole veramente che ci siano, non manchino mai. Basta che si inverta la prospettiva, le risorse lasciamole nelle tasche dei cittadini e la cura dimagrante lo faccia lo Stato. Non si sente più parlare di vendita del patrimonio dello Stato, eppure c'è un demanio immenso che potrebbe essere ceduto. Si sente parlare di difficoltà dei comuni, ma i comuni sono titolari di azioni, di partecipazioni azionarie in una marea di società. Ma è possibile che a Vicenza la centrale del latte sia di proprietà del comune? Ma la vendano e si venda così tanto altro, e le risorse ci sono e si invoglino i privati a investirle. Ecco, questo si dovrebbe fare, le risorse non mancano. Quindi il patto di stabilità non c'entra secondo lei in questo caso? Il patto di stabilità è un patto forzoso, ma lo si supera perché basta che i comuni, ma ogni comune, veramente tranne alcuni molto piccoli per i quali si possono prospettare soluzioni diverse, i soldi li possono trovare. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie a Giancarlo Galan che è un parlamentare del Popolo della Libertà.